Ed ecco qua le sorprese che non ti aspetti lungo il percorso. Siamo in mezzo praticamente a una boscaglia fittissima, a nord si vede Perdaliana, il sentiero delle Aquile, e poi ho trovato anche un bel grottino. Questa è una zona di grotte, come su marmori di Ulassai. Eccola qua. Qua riusciamo ancora a vedere, ci stiamo addentrando come veri esploratori. Attenzione, c'è Massimo con la sua piletta che continua ad andare avanti imperterrito alla scoperta di questa grotta che è già stata scoperta, ma comunque siamo entrati dentro con Massimo e abbiamo trovato una bella sorpresa, che c'è proprio una torre che è chiusa, una tolos, giusto Massi? Si parla di tolos, vedi, è una sorta di cupola. Tu immagina che costruttori erano questi nuragici, impressionante, proprio bellissimo, costruito pietra su pietra, incastri su incastri, e qua c'è una scaletta che adesso porta, la faccio vedere meglio così, eccola lì, che porta ai piani superiori, all'attico nuragico. Qui qua con un po' più di luce, qua si scende praticamente. Guarda un po' qualche colata calcarea che c'era, che non è stata rovinata, poi anche dalle cadute, sono cadute, è caduto un po' di tutto. Guarda, e continua. Lì c'è una stalagmite, non so se riesci a vedere, guarda, la sto puntando, questa è una stalagmite, questa è una colonna, perché la differenza fra la stalagmite e stalattite e colonna è che quando la stalagmite che parte dal basso e la stalattite che parte dall'alto si incontrano e formano la colonna, che sarebbe questa qui, questa bella evidente. Molto bella, la concrezione, guarda, c'è stilicidio perché vedi che è umido questa sorta di colonna ormai. Ecco qua, siamo arrivati alla nostra seconda tappa, vero Massi? Yahoo! Dopo un sale e scendi abbastanza frastornante, ecco Sua Maestà Serbissi. È un lago bellissimo, proprio bello, immerso ovviamente nel verde. C'è il sentiero delle Aquile, in questa collina senza vegetazione, c'è un bel sentiero che gira e che porta a un altro nuraghe che si trova a 1000 metri di altitudine. E che dire, cioè, puoi solamente ammirare lecci, corbezzoli, ginepri o zinnibiri in sardo, che mi piace, zinnibiri. E poi io e Massimo. Ecco, siamo qui, adesso praticamente siamo in una zona bellissima dell'Ogliastra, in una zona che praticamente è rocciosa, è piena di pareti a strapiombo, e lo sai, ho intenzione di farti dire dove siamo da... Dove siamo? E mi piace la strada di San Giorgio, è bella? È bellissima, guarda che gola, è una figata, è bellissima. Questo roccione che praticamente divide la strada in una curva a gomito praticamente, e qua ci sono una sorta di gradini che salgono su e ti portano a visitare Osini dall'alto praticamente, capito? Ciao Cristi! Ciao! Ciao! Ecco, seguimi Cristi, adesso siamo arrivati alla vedetta di Susgrau. Siamo a 1032 metri, da qui vedremo una panoramica che dà addirittura sul mare. Un bel... Che dici Massi? Ti piace per venire a fare, non so, Capodanno, per venire a fare, che ne so, una festicciola qua? Ah, per usucapirla addirittura, guarda che roba, sì. Guarda Massi, è contentissimo, ci sta già pensando. Il compleanno sarebbe anche bellissimo. Farlo qui, guarda un po', guarda che meraviglia. Guarda. Ecco, e da qui vediamo anche Gairo, vedi? Gairo, questa qui, opla, scusami, devo orientarmi con il dito, non riesco a capire com'è, eccola. E comunque giù, sotto, subito sotto Gairo, ci sono una costruzione, un po' di costruzioni vecchie che sono Gairo vecchia, e lì c'è il mare. Una splendida vista, con Ulassai, non so se riesci a vederla, qui sotto i tacchi. Bellissima, e questa è la vedetta, e questo sono io. Ciao da io, ciao.